di nuraghi, siamo in quella di Tertenia, lo stupendo nuraghe Nastasi. Come vediamo ci stiamo muovendo in mezzo a questa grossa struttura che ha molto da raccontare. Come vediamo qui vediamo il cortile che detiene anche il pozzo che chiaramente adesso risulta otturato dai crolli. Stiamo girando nelle murature del mastio centrale. Eccoci qui. Vediamo queste stupende murature di una struttura purtroppo lasciata a se stesso, ma che comunque, come vediamo, racconta molto. Forse una delle strutture al momento, per ciò che sta fuori, più grandi della storia di Tertenia, perché sappiamo che c'è il famosissimo Nuraghe Aleri, che abbiamo già visto in un altro streaming, e anche il Nuraghe Longu. Qui siamo adesso nei bordi della torre centrale, proviamo a scendere, chiediamo scusa se ci muoviamo, scendiamo lungo il perimetro per vedere meglio questo bellissimo nuraghe, un nuraghe di tipo complesso, pare che sia tornato anche da un villaggio di cui si vedeva molto, poi ci infiliamo dentro la torre, chiediamo scusa perché è caduta la connessione. Questa è una delle altre, sono tutte svetate come vediamo, cerchiamo di fare del nostro meglio per fare le riprese del nuraghe Anastasi. Questo probabilmente è uno dei due ingressi del nuraghe. Queste coperture travate, come vediamo qua, ci infiliamo da un cortile all'altro, il tempo non ci accompagna come potete ben sentire dal sottofondo. Qui c'è un'altra torre che vediamo, eccoci qua. Ci portiamo in avanti verso l'ingresso primario, probabilmente centrale, con vediamo qui siamo all'ingresso principale di questo stupendo nuraghe Anastasi di Tertenia. Ci infiliamo ancora nel cortile, nel secondo cortile che abbiamo visto prima dall'alto. Qui vediamo un'altra torre, quindi da qui capiamo l'importanza e la grandezza di questo nuraghe. Proviamo ad infilarci dentro. Vediamo che c'era una scala che portava alla sommità del nuraghe, che cercheremo di percorrere con molta attenzione, che ci porterà a vedere il nuraghe dal di sopra, visto che comunque è tutto svetato, e da un altro punto di vista. Eccoci qua, nuraghe Anastasi di Tertenia, signori, bellissima struttura. Riscendiamo accuratamente, anzi vediamo, cerchiamo di capire anche qua dietro, che è da dove siamo venuti, il pozzo di cui stavamo parlando. Qui la pioggia ormai cade copiosa, cerchiamo di fare del nostro meglio per riportarvi il più possibile delle riprese di questo gioiello nuragico. Eccoci qua, scendiamo con molta accuratezza perché è molto pericolosa e molto ripida questa scala, per uscire e vedere l'ultima torre, forse
che è rimasta coperta per cercare il riparo. Bene, amici, vediamo, siamo sotto la pioggia, cerchiamo il riparo qui, una copertura sembrerebbe a piatabanda vista da qui dell'uragano Anastasi. Sta piovendo veramente tanto. Adesso cerchiamo di sfilarci, di fare delle riprese e fuggire a ripararci. Eccoci qua, signore e signori, l'uragano Anastasi di Tertenia. Perfetto, ecco qui. Vediamo il perimetro esterno e cerchiamo anche chiaramente ora le vie di fuga, perché qui sta piovendo veramente assai. Dall'uragano Anastasi, signore e signori, vi mandiamo un grossissimo abbraccio. Ciao a tutti.